In un punto sulle mappe, che si può considerare una cerniera tra il Veneto e l'Alto Adige, e dunque tra le province di Belluno e Bolzano, abbiamo forse il luogo più suggestivo e selvaggio dell'intera area dolomitica. Se non altro perché non attraversato dalle principali vie di comunicazione e di più difficile accesso. È un territorio d'una bellezza abbagliante, dalle caratteristiche che coniugano le classiche forme e colori delle cime dolomitiche ai vasti altipiani e praterie, foreste maestose e profondi canyon che ci danno quasi l'impressione di trovarci in un altro continente. Questo punto di contatto tra l'estremo vertice nord-occidentale del Veneto, l'Alto Adige Ladino e la Pusteria è rappresentato da due parchi naturali di primaria importanza per la salvaguardia di un ambiente integro e prezioso. Il Parco Naturale Fanes Sennes Braies nella parte altoatesina ed il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo in quella veneta. Due parchi condivisi, cioè divisi dal punto di vista amministrativo, ma condivisi nel senso dell'eccellenza naturalistica e della sua tutela, fattore di collaborazioni per una comune valorizzazione. Il Parco Naturale Fanes Sennes Braies si sviluppa su una superficie di 25.680 ettari e comprende i comuni di Badia, La Valle, Marebbe in Val Badia, Val d'Aora, Braies e Dobbiaco in Val Pusteria. Sono Renato Sascor, funzionario dell'Ufficio Parchi Naturali della Provincia Autonoma di Bolzano e sono responsabile per il Parco Naturale Fanes Sennes Braies, territorio in cui adesso ci troviamo. Questo territorio è un territorio dolomitico, è un parco piuttosto grande, di circa 26.000 ettari, e la cosa molto interessante è che questo parco confina con altre aree protette, ovvero verso sud il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, in Regione Veneto, e verso est con il Parco delle Tre Cime. Quindi insieme a queste aree che entrambe, sia le Dolomiti d'Ampezzo che le Tre Cime, hanno un'estensione di circa 10.000 ettari ciascuna, abbiamo un territorio protetto che arriva quasi a 50.000 ettari. La particolarità di queste aree è che, pur essendo un'area calcarea, c'è una certa ricchezza d'acqua, ovvero abbiamo nelle parti più centrali del parco diverse depressioni dove si è accumulato materiale limoso impermeabile che ha dato luogo alla formazione di laghetti, stagni e diversi corsi d'acqua, quindi è un territorio molto, molto diversificato. È anche un territorio dalla altissima valenza naturalistica e paesaggistica. Come parco chiaramente sono vietati grossi interventi in grado di modificare l'assetto del territorio, quindi non abbiamo comprensori sciistici o grandi aree turistiche. Fondamentalmente consentite sono le attività agro-silvo-pastorali, quindi l'alpeggio, il pascolo, l'utilizzo forestale e chiaramente anche il turismo, perché questa è un'importante risorsa del nostro territorio e turismo che, se condotto in maniera sostenibile, ben controllata e gestita, può essere un arricchimento per le aree più che un problema. Qui ci troviamo a Lago Sci, siamo in una bellissima località, poco frequentata, molto tranquilla, al confine del nostro parco con quello delle Dolomiti d'Ampezzo. Siamo vicini all'alpeggio di Gran Fanes, quindi un'area centrale del parco, molto bella, molto suggestiva e utilizzata appunto come pascolo nei mesi estivi. Sono aree differenti dal punto di vista amministrativo. Il Parco Naturale Fanes Sennes Braies si trova in provincia autonoma di Bolzano, mentre il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, che appartiene alle regole d'Ampezzo, si trova in Regione Veneto. Però pur con queste differenze abbiamo molte similitudini come paesaggio e come territorio, perché sono entrambi territori dolomitici ad alta quota, quindi con ambienti che sono estese foreste soprattutto di conifere, estesi ghiaioni, cime verticali interessanti dal punto di vista alpinistico e paesaggistico, estesi alpeggi e in qualche caso appunto anche come qui bellissime aree anche umide.
Pur essendo comunque zone diverse dal punto di vista amministrativo, cerchiamo di rafforzare il più possibile la collaborazione, perché sono territori congiunti e che hanno molto in comune dal punto di vista appunto ambientale ma anche culturale, sono zone entrambe ladine e quindi cerchiamo di avviare il più possibile forme di collaborazione tra i due parchi. Il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo si sviluppa interamente nel territorio comunale di Cortina d'Ampezzo, su una superficie di 11.200 ettari. È un parco istituito nel 1990 su circa la metà del territorio ampezzano e tutto sulla proprietà delle Regole d'Ampezzo. Ancora nel 1990 le regole furono d'accordo con la regione nell'istituirlo, a patto che la gestione fosse affidata alle regole stesse, cioè ai proprietari millenari di questo territorio. Le regole sono una comunità di famiglie, antiche famiglie originarie, sono circa la metà della popolazione del paese, gestiscono questo territorio con finalità silvopastorali da sempre. Ovviamente da un secolo a questa parte questo territorio ha assunto enorme importanza dal punto di vista turistico, ma questo non contrasta con l'antica e tradizionale gestione silvopastorale. Dall'istituzione del parco noi gestiamo questo territorio anche con finalità naturalistiche vere e proprie, cioè con la finalità di protezione e conservazione di habitat naturali e di specie. E anche questo ovviamente è in sintonia con la tradizionale gestione silvopastorale. Siamo depositari di un territorio tra i più belli al mondo e assieme al Parco di Fanes facciamo parte del sistema 5 delle Dolomiti UNESCO, quindi una enorme importanza anche di immagine e di visibilità. Abbiamo poi un importante ruolo nella gestione sentieristica, sia per quello che riguarda la manutenzione e la sicurezza e anche per l'orientamento dei flussi turistici, perché ovviamente certe aree più delicate richiedono più tranquillità e quindi minore flusso turistico, e noi orientiamo i flussi in modo tale da conservare certi habitat e certi ambienti. Il territorio è diviso grosso modo in tre grandi gruppi: il gruppo della Tofana a ovest, dove confiniamo con la zona ladina e quindi con l'Alta Badia e con Marebbe; la Croda Rossa a nord, dove confiniamo con la Valpusteria; e il Cristallo verso est, dove confiniamo sempre in Regione Veneto con l'area di Misurina e il comune di Auronzo. Abbiamo una serie di praterie ancora gestite in modo tradizionale sia con pascolo che con sfalcio, che sono ricchissime di specie, una serie di biotopi acquatici, laghi, torbiere, cascate, che sono di una straordinaria ricchezza naturalistica e bellezza paesaggistica, e poi queste grandi pareti, quella della Tofana in particolare, che è famosa in tutto il mondo. Vi sono alcune vie di accesso mediante impianti a fune sul Lagazzoi, la Tofana e il Cristallo, alcune vie di accesso automobilistiche, in parte con traffico regolamentato, e le grandi vie dei passi, Falzare, Passo Tre Croci e Cimabanche. Per il resto si va a piedi. È il modo migliore per gustare questi straordinari paesaggi ed è anche il modo migliore per stare in tanti senza disturbarsi e godere tutti di questo paesaggio meraviglioso. In questo ambiente abbiamo diverse specie animali che possono essere osservate, diversi mammiferi tra cui le marmotte. Sono presenti anche diversi ungulati, è un'ottima zona da camoscio che chiaramente frequenta più le zone con pareti abbastanza verticali e rocciose. Vi è anche una colonia di stambecco che è abbastanza facile osservare in direzione Colbecchei, tra l'altro specie che è stata introdotta diversi anni fa dal Parco delle Regole d'Ampezzo e che si è diffusa anche nel nostro territorio, quindi nel Fanes Sennes Braies. Sono anche ottime zone per altri ungulati come il capriolo o il cervo. È altrettanto ricca la componente, diciamo, avifaunistica con specie di pregio. Qui siamo a quote abbastanza alte, quindi le specie presenti chiaramente sono specie in grado di vivere bene ad alta quota sia d'estate che d'inverno. Una specie classica di questi ambienti può essere la pernice bianca, che ha la caratteristica di mutare il piumaggio, bruno-grigio d'estate per mimetizzarsi al suolo e completamente candido d'inverno per mimetizzarsi con la neve. La pernice bianca, così come il gallo forcello, l'aquila reale
specie presenti in quest'area sono specie Natura 2000. Dico questo perché questo parco è un sito Natura 2000, quindi è vincolato, oltre che con normativa provinciale, da delle direttive comunitarie, la direttiva Flora, Fauna, Habitat e la direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici, direttive che hanno lo scopo di conservare rari ambienti vegetazionali, rari habitat, come appunto le torbiere o la fascia degli arbusti contorti, quali le mughette che vediamo tutto qua attorno, e anche la componente floristica e faunistica che le caratterizza. Quindi queste zone sono zone Natura 2000, sono sottoposte a un particolare regime gestionale per garantire la conservazione di queste componenti ambientali che dobbiamo anche periodicamente monitorare. Senza alcun dubbio, questa è un'area montana tra le più belle al mondo e assai interessante anche dal punto di vista scientifico e geologico, dato che generalmente queste rocce si sono formate in una dimensione sottomarina. Lo scontro tra la placca continentale africana e quella europea, lungo un'evoluzione di milioni e milioni di anni, le ha fatte lentamente emergere, sottoponendole all'erosione meteorica. Sono così affiorate anche moltissime testimonianze di una vita preistorica sulla Terra di 150, 200, 250 milioni di anni fa. Splendidi fossili di molluschi, pesci, animali e vegetali acquatici e terrestri che oggi possiamo ammirare in alcuni musei presenti in zona, come ad esempio al Museo Paleontologico Rinaldo Zardini di Cortina d'Ampezzo. Tra i fossili marini più caratteristici di quest'area troviamo quelli dei bivalvi, anche di dimensioni ragguardevoli, e delle ammoniti, cefalopodi qui rinvenuti anche nella rara e curiosa forma definita aberrante, assunta nel periodo geologico appena precedente alla loro definitiva estinzione, dopo milioni e milioni di anni di presenza in tutti i mari della Terra. Ho avuto la fortuna di conoscere Rinaldo Zardini con la sua grande passione e abbiamo avuto la fortuna anche di percorrere con lui molti itinerari alla ricerca di questi grossi fossili che noi troviamo. Sono tutti fossili del Triassico e in particolar modo proprio la formazione del San Cassiano non era altro che una grande barriera corallina. Hanno 225 milioni di anni più o meno. Negli anni 90 ho avuto la fortuna di trovare nella zona di Rumerlo, sempre su queste frane del Cassiano, dei sassi che contenevano delle piccole goccioline d'ambra. Rinaldo aveva già segnalato in un suo lavoro negli anni 80 questa presenza di queste goccioline. Sono state studiate da parte dell'Università di Padova. Dapprima hanno studiato i pollini. Studiando i pollini hanno trovato un sacco di altri organismi, tipo spore fungine, batteri e molte altre cose. Nel 2012 è stata fatta una pubblicazione che avevano trovato questi primi insetti. Con questi inclusi che sono stati trovati nell'ambra si possono ricostruire anche tutti gli ambienti che c'erano 230 milioni di anni fa, praticamente tutta la vegetazione e tutto quello che circondava. Anche nella sede del Parco Naturale Fannes Senes Braies a San Vigilio di Marebbe sono conservate preziose testimonianze fossili custodite per centinaia di milioni di anni nelle rocce di questo territorio, oltre a molti riferimenti all'ambiente naturale attuale. Possiamo ad esempio trovare il tritone alpino, normalmente difficile da osservare. Nel citato museo di San Cassiano ritroviamo ancora splendidi esemplari fossili del Mesozoico, ma in questo caso la star è decisamente più giovane, anche se parliamo di un orso delle caverne di una specie vissuta su queste montagne tra i 30.000 ed i 60.000 anni fa. Trent'anni fa, sulle Conturines, a circa 2800 metri di quota, è stata trovata una enorme grotta, la grotta delle Conturines. E dentro la grotta il signor Willy Costa-Molin ha scoperto un tesoro incredibile di ossa fossilizzate. Sono poi state studiate dal professor Gernot Rabeder dell'Università di Vienna e è un
ritrovamento talmente importante che a queste ossa è stato dato un nome nuovo, Ursus ladinicus. Si tratta in effetti di ossa dell'orso delle caverne. L'orso delle caverne era un animale gigantesco che pesava sui 1200 kg ed era, e questa è la cosa incredibile, era erbivoro, mangiava esclusivamente piante. Dentro questa grotta sono stati effettuati un sacco di scavi dal 87 al 2002 e hanno trovato migliaia di ossa di circa 70 esemplari adulti di orso delle caverne e di innumerevoli cuccioli. Tutto questo museo è dedicato a questi ritrovamenti. Inoltre abbiamo una bellissima sezione paleontologica dove mostriamo i fossili delle Dolomiti che sono stati trovati qui nei dintorni di San Cassiano. Un altro ritrovamento eccezionale della grotta delle Conturines è un leone. È il leone più alto a livello mondiale che sia mai stato ritrovato e si tratta di un cucciolo di circa 2 anni e mezzo. E probabilmente questo cucciolo è stato ucciso mentre un branco di leoni cercava di catturare gli orsi delle caverne, soprattutto quelli giovani, ma probabilmente hanno incontrato un gruppo di orsi adulti di 1200 kg e così questo povero cucciolo è stato ammazzato. Questi parchi hanno dunque un grande valore anche nella loro dimensione sotterranea. E sempre in questa dimensione va inserito il fenomeno del carsismo, un fenomeno che da tempo attiva gli appassionati di speleologia. Il gruppo Speleo-Proteo è da anni particolarmente attivo all'interno delle aree protette. Uno dei gruppi storici della speleologia italiana, ne fanno parte personaggi diversi, da professori universitari di geologia fino a persone semplici come me. Il club è attivissimo, fa diverse attività. Si occupa di cercare grotte nuove, continuazione di grotte che sono già state esplorate in parte e collabora anche con istituti universitari per ricerche, quindi la componente scientifica è molto importante, anche nella parte biospeleologica, quindi gli animali che sono caratteristici e particolari dell'ambiente ipogeo. In questa zona del Parco Naturale di Fannes-Sennes-Braies siamo presenti dagli anni 80, dove ci si è resi conto che il fenomeno carsistico non è soltanto di alta zona, ma può avvenire anche in Dolomite e per delle condizioni particolari, ha bisogno delle condizioni particolari per svilupparsi, acqua molto fredda per avere l'acidità per poter sciogliere la roccia, e ci sono grotte scoperte recentemente anche con dei pozzi di 150 metri di profondità. 150 metri sono un palazzo di 50 piani. E quindi parte dell'attività è di controllare queste grotte, misurarle, prendere fotografie e poi registrarle nel catasto nazionale delle grotte. Il nostro allora presidente, professor Mietto, per scommessa ha iniziato a fare un lavoro di ricerca in queste zone del parco di Fannes e Sennes, con delle scoperte anche molto interessanti, scoprendo c'è grotte che vanno dai 10, 20, 30 metri di sviluppo a grotte da quasi 1 chilometro di sviluppo, con delle concrezioni interne, con del latte di monte, sostanza che si forma sulle pareti, e con pozzi che arrivano a oggi anche a 150-200 metri di profondità, per uno sviluppo totale della grotta che va intorno ai 300 metri. Non ultima una grotta sulle Conturines, denominata il Cenote. Era anticamente un laghetto d'acqua con un fondo di ghiaccio. Per l'innalzamento delle temperature esterne questo fondo di ghiaccio si è fuso, inghiottendo completamente il laghetto, e durante alcune ricerche del nostro gruppo sono riusciti a trovare un passaggio attraverso il ghiaccio che ha portato a una profondità di circa 280 metri con un salone terminale di 150 metri di altezza per 150 di lunghezza e una sessantina di larghezza, con una morena di ghiaccio ancora sul fondo. Sono grotte che vanno esplorate nella tarda estate e inizio autunno, molto antiche, addirittura la datazione di alcune grotte portano a milioni di anni fa, come è stato fatto nella grotta degli Orsi delle Conturines. In questi ultimi anni stiamo lavorando particolarmente
particolarmente nelle zone più alte, anche perché col scioglimento di alcuni ghiacciai interni si stanno aprendo nuovi pozzi, nuove prospettive speleologiche di esplorazioni, una conseguenza dell'innalzamento delle temperature mondiali. La speleologia non è uno sport intrinsecamente pericoloso, è uno sport che può dare moltissimo a chi è alla ricerca di avventura e rappresenta al momento la frontiera con l'esplorazione delle profondità marine che è rimasta ancora nel mondo. Io invito tutti i giovani ad avvicinarsi a questo sport e almeno a provare. L'acqua è l'elemento che ha maggiormente inciso, in ogni senso, questo territorio, creando cavità, profondi canyon, fenditure dove incessantemente spumeggiano suggestive cascate o dolci praterie percorse da ruscelli e punteggiate da laghetti. Luogo ideale dei pascoli estivi, per secoli fondamentali nella magra economia di montagna e oggetto di qualche contesa tra i confinanti, anche se molto lontana nel tempo, riportata dai testi storici e dai racconti tramandati nel corso delle generazioni. Ci troviamo alla Stua in uno dei pascoli più belli e di cortine e anche delle Dolomiti, dove regna una pace assoluta, ma non dobbiamo pensare che sia sempre stato così. Fino al 1471, per circa 25 anni, sono state delle aspre contese e delle aspre battaglie. Bisogna pensare per esempio che il 14 luglio del 1459 i pastori su in Le Rosa si sono trovati di fronte a 6 persone muniti delle balestre che li minacciavano di prendere il pascolo. Sono dovuti intervenire in questi 25 anni il vescovo Cusano di Bressanone e anche il patriarca di Venezia. La cosa si è definitivamente conclusa il 22 luglio del 1471, quando sono state riunite le parti contendenti, quelli a nord della Val Badia e quelli a sud e di Cortina. Queste verdi distese si riempiono ancora oggi di vita e del tintinnio dei campanacci, e non vorremmo che l'evoluzione dei tempi dovesse in futuro comprometterne l'esistenza. In questo territorio gli allevatori del nostro comune portano le loro bestie al pascolo dal tempo di giugno, inizio giugno, fino a settembre, fine settembre. La Marga di Fanes si trova a quota 2000, va fino al 2500 metri. Gli allevatori di 3 comuni portano il loro bestiame sulla Malga di Fanes. Questi 3 comuni sono il nostro comune di Marebbe, il comune di La Valle e il comune di Badia. Se ancora 50 anni fa c'erano molte vacche che venivano anche munte, dove si produceva anche formaggi e burro, al giorno d'oggi le vacche da latte vengono tenute negli allevamenti in valle e in quota si portano solo più le giovenche, gli animali giovani. E si nota anche negli ultimi anni un aumento delle vacche nutrice su queste quote, cioè le vacche che allattano i loro vitelli sul pascolo. E se 50 anni fa ancora bisognava regolare il numero di capi che si portavano all'alpeggio, al giorno d'oggi tutto è cambiato. La difficoltà del giorno d'oggi è trovare bestie in numero sufficiente da portare sugli alpeggi, sui pascoli, per mantenere le praterie come sono state formate negli anni passati. In estate siamo qua, fine giugno, fine 20 settembre, è un'attività familiare che già portiamo avanti da 40 anni, facciamo attività di ristorazione, mio marito guarda anche le mucche, le pecore, le capre, guarda gli animali, qualche volta è anche faticosa ma è ricompensata da questo bellissimo, magnifico posto. Una delle principali ragioni per cui vengono istituite delle aree protette è la fauna, ovviamente. Le specie per cui le Dolomiti d'Ampezzo sono più responsabili verso la comunità europea e sull'arco alpino sono il picchio tridattilo e la civetta nana. La civetta nana occupa le cavità degli alberi prima occupate dal picchio tridattilo
Queste due specie occupano e vivono in boschi vetusti. Le Dolomiti d'Ampezzo e di Fanes erano famose fino a un ventennio fa per essere una fra le zone più ricche di camosci delle Alpi. La rogna sarcoptica ha penalizzato notevolmente queste popolazioni da ambo le parti del confine. Adesso tuttavia queste popolazioni sono in ripresa, hanno superato un'epidemia che è stata molto grave e che ha colpito camosci e stambecchi. Gli stambecchi si trovano più ad alta quota, sono un po' più vulnerabili, qui sulle Dolomiti non sono proprio nel loro ambiente ideale, i camosci sono più numerosi, mentre più numerosi stanno diventando continuamente i cervi. Sono ungulati piuttosto invadenti questi cervi, che tendono a occupare anche spazi al di sopra del limite del bosco, ciò che un tempo non succedeva, e quindi a entrare in concorrenza con camosci, con caprioli che seppur presenti sono piuttosto scarsi di numero. Sono presenti tutte le specie di tetraonidi, quindi da quelli forestali come il gallo cedrone e il francolino di monte al gallo forcello del limite superiore del bosco e la pernice bianca. La gestione di boschi poi è importante per la conservazione degli habitat del gallo cedrone e del francolino di monte. E non dimentichiamo poi i rapaci, i grandi rapaci. Sono stimate almeno 4 coppie di aquile fra i due parchi e sicuramente alle aquile non manca il nutrimento viste le numerose colonie con centinaia di marmotte presenti in questo tipo di territori. Sono forse la sua preda più caratteristica in zona dolomitica. Non dimentichiamo alle quote medie e basse, soprattutto in presenza di foro, il gufo reale, anch'esso presente con 2 coppie. C'è poi tutta una serie di micromammiferi, arvicole, topolini, gliridi. Un gliride importante, il driomio, è una specie molto rara. In Italia è presente in 2 sole aree e per noi è significativo, è poco conosciuto. Ovviamente per distinguerlo dagli altri bisogna veramente essere degli specialisti, però è un piccolo tesoro faunistico che le Dolomiti d'Ampezzo conservano. Anche la vegetazione assume qui aspetti d'eccellenza. L'estrema varietà dei biotopi favorisce una gamma ampia di specie in un delicato e prezioso equilibrio. Dalle orchidee delle zone umide alle sassifraghe, alle campanulacee come il delicato raponzolo di roccia, fino al semprevivum dolomiticum, pianta simbolo del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Anche i boschi in questi parchi hanno delle caratteristiche di pregio non comuni, caratterizzati da piante secolari, veri monumenti naturali di inestimabile valore. Tutte queste piante sono monumentali perché raggiungono altezze di 40 metri e diametri ben superiori al metro. La comunità regoliera ha utilizzato i boschi solo per il fabbisogno, cioè per scaldarsi e costruire i propri villaggi, ma non per speculare come hanno fatto nei secoli i feudatari e i proprietari terrieri, che invece i boschi li utilizzavano anche per poi venderlo al legname. Quindi questa che abbiamo è un'eredità storica, in parte purtroppo compromessa dalla Grande Guerra, che soprattutto alle alte quote ha raso al suolo certe porzioni di territorio, ma là dove la Grande Guerra non è arrivata abbiamo dei larici e dei cembri che hanno più di 500 anni, hanno dimensioni veramente monumentali, e il compito del parco è anche quello di valorizzarli, conservarli, perché sono un bene importante che tra l'altro colpisce molto i visitatori. Ogni punto di questi parchi si può considerare spettacolare. Nell'area pusterese del parco di Fanes e Senes Braies troviamo il famoso lago di Braies, sotto la severa parete nord della Croda del Becco, e il lago di Dobbiaco, particolarmente frequentati a livello turistico, così come l'amena area di Prato Piazza. Certo è che chi ha l'occasione di visitare da turista questi luoghi viene quasi sopraffatto dalla loro selvaggia bellezza e diventa naturale assumere un atteggiamento di rispetto quasi religioso. Però anche questo paradiso in terra è stato un tempo ferito dalla guerra. Vicende belliche che non vanno dimenticate, ma che sono state felicemente superate. Mi chiamo Baccanti Enrico, sono una guida alpina dell'Alta Badia di Corvara, per la precisione. Mi trovo qua al Passo di Limo per parlarvi della Via della Pace.
La Via della Pace è un percorso attrezzato che si sviluppa lungo un antico itinerario della Prima Guerra Mondiale, itinerario di fronte. Percorso che si sviluppa lungo le cime alle mie spalle, che costituiscono la linea di demarcazione attuale fra il Veneto e l'Alto Adige, ed erano un tempo la seconda linea del fronte della Prima Guerra Mondiale, realizzato dall'esercito austriaco col supporto dell'Alpenkorps tedesco in caso di sfondamento del primo fronte, quello che sviluppava dalle Tofane alla Gazzuoli. Punto nodale del fronte era il Monte Vallonbianco, che è l'ultima delle cime che vediamo verso est, dove l'esercito austriaco aveva realizzato una postazione di artiglieria. Questa linea di fronte rappresentava la difesa in caso di penetrazione da parte delle truppe italiane lungo la Val Travenanzes, che si apre sull'altro versante. Questo complesso itinerario era caduto in disuso dopo la fine delle ostilità e fu ripristinato a partire dagli anni 70 da un gruppo di volontari guidati da un ex ufficiale austriaco, Walter Schaumann. Schaumann aveva radunato intorno a sé un gruppo di volontari chiamando questa associazione Dolomitenfreunde e si era riproposto di riattare i vecchi percorsi, fortificazioni e trincee di diverse zone di combattimento della Prima Guerra Mondiale. In una delle sue campagne di ristrutturazione venne a contatto con le truppe alpine italiane che qua svolgevano periodicamente esercitazioni di tiro. Un ufficiale degli alpini domandò alla moglie di Schaumann cosa facessero qua queste persone che lavoravano e la moglie gli rispose: noi costruiamo le vie della pace. Il sentiero della Via della Pace ripercorre fedelmente quella che era la linea costruita durante la guerra. È un percorso in quota che presenta le caratteristiche dell'alta montagna e richiede conoscenza e competenza. La Via della Pace è uno dei sentieri più belli che si possono percorrere in tutta quest'area che comprende il parco naturale di Fanes Sennes-Braies sul versante altoatesino e il parco delle Dolomiti Ampezzane sul versante veneto. Inoltre ha sé una valenza particolare perché, trattandosi di un percorso della guerra, oggi simboleggia in qualche modo la pace fra queste montagne e l'unità fra i popoli che un tempo si sono confrontati su questi fronti. I parchi naturali condivisi di Fanes Sennes-Braies e delle Dolomiti d'Ampezzo hanno dunque davvero molto da insegnare, al di là dello straordinario valore estetico e naturalistico, tanto da farne tra i luoghi più apprezzati dai turisti di tutto il mondo. E soprattutto nella capacità di percepire lo spirito ancestrale che aleggia assieme al vento tra questi altipiani, tra queste suggestive pareti rocciose dai colori unici e queste foreste senza tempo, che possiamo cogliere qualche segreto prezioso da portare per sempre con noi. Fanes per noi della Val Badia è un posto magico, è un posto straordinario e questo viene rispecchiato anche dalle leggende che secondo i miti ladini si sono svolte qua. La leggenda di Fanes narra di un popolo che viveva qua e viveva in alleanza con le marmotte e dalle marmotte era consigliato. Vediamo qua davanti a noi proprio il Parlamento delle marmotte, dove probabilmente la gente di Fanes andava per farsi consigliare. E narra di una principessa che con frecce magiche, che non sbagliavano mai il bersaglio, riusciva a vincere ogni guerra per la gente dei Fanes. Era un popolo semplice di pastori che viveva qua, che poi sono diventati soldati perché erano attaccati dai nemici circostanti. Una parte delle leggende si svolge nelle grotte sotterranee, che sono descritte anche abbastanza bene.
cioè ci sono dei passaggi dove la gente che fugge passa dietro a cascate sotterranee e passa per cunicoli stretti e poi si aprono delle sale enormi. È interessante che adesso la scienza sta scoprendo che ci sono davvero. Ogni 100 anni la croda del becco, che in ladino si chiama Sas la Porta, si apre una porta e la regina esce sul lago di Braies per sentire se suonano di nuovo le trombe d'argento, sarebbe il segno che è risorto il regno. Passeggiando fra questi posti magici sembra quasi di sentire l'eco di queste vecchie battaglie, di queste vecchie leggende, e sembra quasi che questi personaggi mitici ritornano in vita.